Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, come potete intuire dalla presenza dell'isola di Tabolara alla mia sinistra, sto percorrendo l'epica strada statale 125 in direzione San Teodoro. Nell'itinerario di oggi, infatti, visiteremo un luogo simbolo del nord-est della Sardegna, ovvero Capo Codacavallo, soffermandoci in particolare sulla sua incantevole spiaggia di Punta Est. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questo paradisiaco lembo di costa sarda. Facciamo le bellissime curve di Monti Petrosu con la pista spettacolare di Tabolara. Oggi la temperatura è freschina, ci sono pochi gradi, infatti ancora tutto bagnato e le campagne sono ghiacciate. Attraversiamo nuovamente Monti Pitrosu e andiamo ad imboccare il nostro bivio. C'è un cagnolino che attraversa la strada tranquillo. Ecco avventurieri, qua lasciamo nuovamente la 125 e proseguiamo per Capo Codacavallo. Questa strada l'abbiamo percorsa diverse volte, anche di recente, per visitare le bellissime spiagge di Cala Brandinchi e Luimpostu, ma oggi andiamo proprio a una località simbolo del nord-est Sardegna, ovvero la spiaggia di Capo Codacavallo, chiamata anche spiaggia Punta Est. Ecco qua, la scorsa volta abbiamo girato per le bellissime spiagge di Cala Brandinchi e Luimpostu. Se non le avete mai viste le trovate sul mio canale, sono davvero due cale paradisiache. Oggi continuiamo lungo questo viale di pini che ci conduce alla meta di oggi, la spiaggia di Capo Codacavallo. Lungo questa strada si incontrano tante altre cale, tipo Salina Vamba, la spiaggia delle farfalle, anche queste bellissime. Del resto San Teodoro è un concentrato di spiagge paradisiache. Noi dobbiamo seguire le indicazioni per il villaggio Punta Est, perché la spiaggia Punta Est appunto si trova sotto ai piedi del villaggio. In pratica la punta estrema di questo promontorio, che prende il nome di Capo Codacavallo, perché appunto la punta estrema ha una forma simile alla coda di un cavallo. Vedete, questo è il villaggio Salina Vamba. Qui lo stesso c'è la spiaggia di Salina Vamba, appunto, magari un giorno visiteremo anche quella. Poi c'è il villaggio delle farfalle che dà il nome anche alla spiaggia. Seguiamo le indicazioni per il villaggio Punta Est. Vedete, spiaggia Punta Est, andiamo dritti. Qua su c'è anche un bellissimo belvedere che prende il nome di Belvedere Punta Est, si raggiunge proprio da qua. Noi oggi andiamo a visitare la spiaggia di Capo Codacavallo, vedete, o Punta Est. Qui c'è la sbarra perché durante la stagione estiva ovviamente il parcheggio è a pagamento. Se volete trovare posto dovete venire prestissimo, perché si riempie abbastanza facilmente, ma oggi non abbiamo di questi problemi. La spiaggia è tutta per noi. C'è qualcuno che brucia delle sterpaglie. Qui c'è un sentiero sterrato di facile percorrenza con un panorama, guardate, è spettacolare.
Eccola qua la coda del nostro cavallo, bellissima, è l'isola di Proratora. Ora vedremo meglio tutto dall'arenile. Guardate che incanto. Siamo una piccola sosta di qua, guardate che meraviglia già da questa piccola piazzola. Si può ammirare questa meraviglia della natura. Continuiamo verso la cala. Ripeto, se non venite presto durante la stagione estiva, soprattutto se siete in auto, la dovete fare a piedi questa strada, perché il parcheggio qui è piccolino e si riempie facilmente. Qui stiamo arrivando al parcheggio, vedete? Vedete? Non è molto capiente, siamo arrivati a Punta Est. Ora parcheggiamo e proseguiamo a piedi. Allora avventurieri, vedete, siamo arrivati all'ingresso della spiaggia Punta Est, scritto bello in grande, del comune di San Teodoro. Ora proseguiamo di là, l'ingresso è proprio lì. Guardate che spettacolo, il sole che si riflette su questo splendido mare. Una bellissima giornata oggi, andiamo alla scoperta di quest'altra meraviglia della natura. Vedete, area marina protetta, si passa di qua, e anche passare con la moto di qua, però continuiamo a piedi, ci godiamo meglio la natura. Vedete, spiaggia, qui c'è un percorso ben delimitato alle staccionate in legno. Guardate che meraviglia questa folta macchia mediterranea. Guardate, qui c'è già una deviazione, si va verso questi scogli dalle sfumature rossastre. Guardate che meraviglia. Cavolara, Molara e Proratora, e questa è la coda del cavallo, vedete. Mi raccomando, come vi ricordano i cartelli qua, portatevi tutto a casa, non fate di questo paradiso una discarica. Continuiamo sentiero verso la spiaggia, meraviglioso questo tratto dove la natura si abbraccia. Eccola qua, da qui si fa già accesso alla spiaggia. Camminiamo lungo spiaggia ora. Guardate avventurieri, ora mi trovo proprio al centro di quest'arco di sabbia incantevole, con un mare paradisiaco. Sembra di essere in una laguna, sempre riparato da quasi tutti i venti. Guardate avventurieri, anche qui le acque sono una vera e propria meraviglia della natura. Hanno delle sfumature turchesi, smeralde, una trasparenza che lascia a bocca aperta, e ci sono anche una miriade di pesci. Del resto siamo in un paradiso di biodiversità. Non dimentichiamoci che anche questa spiaggia fa parte di un'area marina protetta che comprende 15.000 ettari di acque cristalline e si estende per 76 km di costa. Un vero e proprio paradiso che merita sicuramente di essere tutelato e salvaguardato. C'è da dire che questa spiaggia, grazie ai suoi bassi fondali, è anche adatta alle famiglie con bambini,
Infatti per diversi anni ha ottenuto anche la bandiera verde, ovvero un attestato che riconosce la sicurezza di una spiaggia per i bambini, appunto. Ora sto continuando il percorso verso la punta estrema, così mi avvicino all'isola di Proratora. Guardate qui, ovviamente la costa si fa rocciosa, però le acque sono stupende ugualmente. Continuiamo la passeggiata lungo la costa. Oggi è una giornata veramente meravigliosa. Guardate che meraviglia, avventurieri, qui c'è un arco fatto da questi due ginepri, è bellissimo. Stiamo andando verso il belvedere punta est. Guardate, da qui si vede benissimo l'isola di Proratora, poi abbiamo quella di Molara e dietro Tavolara, 3 isole meravigliose. Guardate che spettacolo, queste rocce modellate dalle onde, l'isola di Molara, Tavolara di spalle e qui di fronte l'isoletta di Proratora che ha anche un grottino. Guardate che paradiso. Qui si può fare un vero e proprio percorso di trekking. Ora sto andando verso Punta Codacavallo, un sentierino che corre lungo la macchia mediterranea. In pratica ci affacciamo sull'altro versante. Scende di qua. Wow, è strepitoso questo tratto di costa. Guardate che incanto. When I wake up, what do you do there? Is this even real? Only thing that kept my heart beating. No one just said things, so stay wide awake. Only come out at night.
Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura in questo celebre luogo del nord-est Sardegna volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, un vostro commento a riguardo, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!